Seconda corsa dal Savio, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, ritirata Galastecca, 1 Ghost Style Horse, 2 Gunther Black, 4 Guapa Stecca, 5 Jeffy Cole, 6 Geskamp. Seconda linea, 7 Gardel Kugrif, 8 Gringofi, 9 Gregory Sage, 10 Grifondoro Adri, 11 Ghe Pechegno, 12 Gin Tonic AS. Jeffy Cole il netto favorito numero 5, Manuel Pistone. Gin Tonic AS, una delle alternative, ha sgambato molto bene, ma il numero 12. Macchina che accelera, lascia andare i concorrenti e c'è soltanto un cavallo che scatta ed è proprio il favorito. Jeffy Cole che prende l'iniziativa in poche battute, cerca di mantenere la seconda posizione Ghost Style Horse su Gunther Black che rimane all'esterno, mentre è partito bene anche Gardel Kugrif che è in terza posizione. Intanto i primi 200 in 15,5 da parte di Jeffy Cole che va via a buona andatura sulla retta delle scuderie. Per corsie esterne c'è sempre Gunther Black che non ha trovato posizione, così si adegua al lato di Ghost Style Horse. 400 iniziali in 37, terza posizione sempre per Gardel Kugrif. Poi al largo anche il numero 4 Guapa Stecca. E siamo al completamento dei 600 in 47,2. Dalle retrovie cercano di avanzare alcuni concorrenti, fra i quali vediamo Guapa Stecca che anticipa Gue Pechegno e anche Gin Tonic S che era partito piuttosto male ed è costretto in quarta ruota in curva, se non in quinta. Intanto davanti tutto fa gioco per Jeffy Cole che può percorrere il chilometro iniziale in 1,18,7 e continua a mantenersi nettamente avanti a tutti. In seconda posizione prova a restare Ghost Style Horse. Cavalli che sono all'attacco della curva finale, in vantaggio è sempre Jeffy Cole, seconda posizione che riesce a mantenere per il momento ancora Ghost Style Horse. Poi c'è una terziglia con un cavallo che sbaglia, potrebbe essere numero 11 Ghe Pechegno e in quarta squalificato. ruota ancora Gin Tonic S che avevamo detto aveva sgambato alla grande, poi però è partito malissimo, quindi la vittoria comunque meritata per Jeffy Cole, la prima in carriera. Il secondo posto per un eccellente Gin Tonic S che piega nel finale Ghost Style Horse. 1,17,6 il ragguaglio finale, 31,3 a chiudere. Manuel Pistone a segno con Jeffy Cole alla seconda uscita per Mattia Ricci per conto della scuderia Imping.